Stamattina Girgenti Acque in azione in via Rovereto, traversa di via Agrigento a Favara. Venerdì scorso, dopo la segnalazione della cittadina Patrizia Russello, avevamo denunciato pubblicamente, attraverso anche dei supporti video, la pericolosa buca sorta tra una caditoia ed un tombino, chiedendo un immediato intervento a chi di competenza. Un primo intervento si è registrato solo dopo 2 giorni dalla denuncia pubblica, ovvero la domenica mattina. Per delimitare l'area erano state posizionate 2 transenne, una di fronte all'altra, collegate tra loro da un nastro monitore. A collocarle la Polizia Municipale, comandante Gaetano Raia in persona e personale della Protezione Civile. Saputo della problematica, la società che gestisce il servizio idrico in città, Girgenti Acque, ci aveva comunicato, nonostante il problema non fosse di propria competenza, bensì del comune, un suo intervento che doveva essere svolto nella giornata di ieri. Lavori che però sono stati posticipati ad oggi con mezzi meccanici idonei. Operai, coordinati dal responsabile per Favara Luigi Tannorella, hanno dunque lavorato per ripristinare la caditoia delle acque bianche. Questa la cronaca della storia, questo l'intervento risolutivo di Girgenti Acque.